conosco Alberto da 40 anni, forse anche un po' di più. E nelle stagioni diciamo, degli ultimi 30 anni Alberto ha attraversato tutti i generi del fumetto, che significa anche tutto il pubblico del fumetto, cioè dal pubblico diciamo infantile, per ragazzi, per adulti, d'autore, eccetera, facendo sempre cose inaspettate. Cioè lui ha sempre percorso strade le più impervie che trovava, lui le percorreva, con dei progetti sempre nuovi, sempre innovativi. Io ricordo, adesso non ricordo la data, ma ricordo un progetto di molti anni fa che si chiamava Gommo, che univa il fumetto al videogioco, a altri linguaggi, cioè praticamente una specie di contenitori di linguaggi narrativi, che era uscito in CD ed era una cosa che all'epoca era totalmente aliena nel mercato di quel momento, non esisteva nulla di neppure lontanamente simile. E lui ha comunque sempre continuato con questi esperimenti, arrivando appunto, dopo tante esperienze anche con delle major ciclopiche come la Disney per esempio, però anche con editori del cosiddetto fumetto d'autore, del graphic novel, del fumetto sperimentale. Quindi in qualche modo la sua idea di fumetto è un'idea di fumetto di linguaggio, cioè affrontare tutti i linguaggi e fare una sorta di analisi attraverso le opere che lui scrive e disegna. Perché poi tra l'altro una cosa che si sa poco di Alberto, che oltre ad essere autore completo, quindi disegnatore, sceneggiatore, colorista, è anche uno scrittore di romanzi, anzi uno scrittore premiato di romanzi, pochissimi lo sanno. Ha pubblicato un romanzo di fantascienza, un noir, insomma è uno che non sta mai fermo, gli piace molto la sfida, anzi proprio quella sfida, quella con la S maiuscola, quella insomma difficile, e tutto questo porta un po' a Disgelo, perché Disgelo è un libro veramente diverso da qualsiasi fumetto degli ultimi anni, perché affronta il tema della grande avventura senza l'azione. Noi siamo abituati a collegare l'avventura con l'azione, con le scazzottate, col movimento, e invece questo libro affronta l'avventura in un altro modo. Non so se voi avete mai letto Il deserto dei Tartari di Buzzati, per esempio. Affronta un po' da questo punto di vista, cioè un'avventura drammatica, terribile, ma vissuta in maniera più cerebrale che muscolare. E questo nel fumetto è una cosa che si è fatta negli anni passati. Io ricordo una bellissima collana che si chiamava Un uomo, un'avventura, non so se l'avete mai letta, la pubblicava la Bonelli di allora, che non si chiamava neanche Bonelli, si chiamava Cepim, dove ogni autore affrontava un tema, sia storico, legato a una nazione, perché c'era l'uomo di Cuba, l'uomo d'Egitto, insomma delle varie cose, ma sempre riferito a tematiche storiche. E la cosa incredibile di questi romanzi, che erano appunto d'avventura, perché appunto un uomo un'avventura, i personaggi non usavano quasi mai le pistole, le armi o il proprio fisico per, diciamo, combattere un nemico, ma era un'avventura interiorizzata. Addirittura ricordo un album meraviglioso che si chiamava L'uomo di Harlem, di Guido Crepax, dove era una storia di Giulietta e Romeo tra una donna bianca e un uomo di colore ad Harlem, raccontata tutto quello stile del bebop, la musica free, jazz degli afroamericani. E quindi era anche quel tipo di contenitore, era un contenitore di sperimentazione del linguaggio, perché c'erano tutti i più grandi autori del fumetto dell'epoca, alcuni già famosi e alcuni che invece lo sarebbero diventati proprio a partire da quella collana in poi. Disgelo mi ha ricordato molto quel libro e ho pensato mentre lo leggevo che se Un uomo un'avventura fosse continuato nel tempo, fosse arrivato dagli anni 70 fino al 2000
2023-2024 sicuramente si sarebbe evoluto nella forma che vediamo oggi in Disgelo di Alberto Lavoradori, perché è l'evoluzione di quell'idea di fumetto, che è un'idea di fumetto maturo, di fumetto adulto. Le graphic novel nella sua accezione migliore, cioè l'idea del romanzo disegnato, quindi non c'è spazio per il pupazzesco, non c'è spazio per le facili battute, non c'è lo spazio per l'avventura fisica, ma c'è invece lo spazio per il dramma interiore, per il senso della storia proprio, la storia con la S maiuscola proprio. Anche poi ora Alberto racconterà anche un po' a grandi linee a trama, così anche capiremo meglio anche di cosa parla Disgelo, e poi come lui ha affrontato questi temi che sono anche temi molto importanti, che vanno affrontati con anche una grande responsabilità. E quindi ora passo la parola ad Alberto. Grazie Massimo, buonasera a tutti.